Il ministro dell'istruzione Bussetti a Venezia per il protocollo sullo studio della storia del Veneto sul caso bonus libri e certificati chiesti agli immigrati dice le norme si rispettano, nessuno però resterà senza istruzione. Zaia dice nessuna ghettizzazione, solo buon senso. L'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti ieri sera a 20:10, quella per la Pedemontana dice è solo una battaglia dei 5 Stelle per la sopravvivenza del movimento, non per il bene dei veneti. Aggredivano un'anziana in strada a Bassano del Grappa, scaraventando la terra per rapinarla, bandito catturato dai carabinieri, ancora anziani nel mirino dei malviventi con 2 episodi nel veneziano. Incubo spaccate a Padova, arrestato l'autore dell'ultimo colpo in città e un pluripregiudicato italiano. 2 giovani senza biglietto per sfuggire ai controllori spingono e colpiscono diversi passeggeri su un bus della MOM nel Trevigiano, ad avere alla peggio uno studente 13enne che ha riportato una ferita alla gamba. 80 anni fa la sua famiglia lasciò l'Italia per sfuggire alle leggi razziali. Vera Vigevani è tornata a Padova per incontrare gli studenti. Sono preoccupata per i nuovi rigurgiti di intolleranza, dice. Terra e spazio si incontrano in 2 giorni dedicati allo sviluppo di nuove tecnologie nella Basilica Palladiana a Vicenza e Space Apps, evento in collaborazione con la NASA e il consolato americano. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano, l'avete visto e sentito dai titoli, c'è la visita di oggi del Ministro della Pubblica Istruzione Marco Bussetti in Veneto. Nel pomeriggio sarà a Miane per l'inaugurazione di una scuola, ma questa mattina è a Venezia, è stato a Venezia per incontrare il governatore Zaia, una firma importante per il protocollo sullo studio della cultura e della storia del Veneto. Inevitabilmente si è arrivati a parlare del caso di cui abbiamo raccontato ieri e che ancora strascichi di dibattito, il bonus libri agli immigrati e quei certificati della discordia chiesti proprio agli immigrati, e c'è stato questo scontro tra opposizione e giunta regionale. Allora, per fare il punto della situazione e anche per sapere cosa hanno detto i protagonisti della vicenda e della mattinata di oggi, ci colleghiamo subito con Ilaria Marchiori, che vedo proprio a Venezia. Ilaria, a te. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo proprio nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia, dove alle 11 c'è stata questa importante firma, il protocollo d'intesa tra la MIUR e la Regione Veneto per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto. Una firma che tra il governatore veneto Luca Zaia e, come hai anticipato, il ministro all'istruzione Marco Bussetti in visita proprio in città. La presenza di parlamentari veneti, assessori, consiglieri regionali e naturalmente dell'ufficio scolastico regionale nonché del mondo della scuola. È una firma che il governatore Zaia ha definito storica e così una firma importantissima l'ha definita il ministro all'istruzione Bussetti, tra l'altro elencando come funzionerà. Saranno formati 5 docenti che si occuperanno appunto di portare poi la cultura, l'identità veneta nelle scuole a partire dal prossimo anno. Come hai detto, è stato inevitabile parlare dello scontro che c'è stato in questi giorni per quanto riguardano i contributi per l'acquisto dei testi scolastici da parte delle famiglie straniere della Regione Veneto. E allora proprio a questo proposito sentiamo le dichiarazioni del ministro Bussetti e del presidente Zaia. Vorrei ricordare al Ministro che noi applichiamo le leggi, stiamo parlando di un decreto del Presidente della Repubblica Ciampi del 1999 su proposta del Presidente del Consiglio di allora, del governo D'Alema, e peraltro un decreto che io condivido, una proposta che condivido, che dice se dai fondi pubblici a qualcuno fai in modo di verificare, la dico macchiaronicamente, che a casa sua magari non sia proprietario di un pozzo petrolifero o di qualcos'altro. Nulla di più, nessuna volontà di ghettizzare, tantomeno di discriminare. Questa è una terra ospitale e ha sempre dimostrato che l'accoglienza la sa fare, prova ne sia che il nostro modello di integrazione è ritenuto il migliore a livello nazionale, ma è pur vero che quando si erogano fondi pubblici ai veneti per primi e ai cittadini che non sono veneti chiediamo ovviamente certificazioni. Queste certificazioni le chiediamo. Qualcuno ci dice sì, ma andare in Bangladesh a chiedere una certificazione è un po' laborioso. Noi andiamo incontro a tutti, faremo le autocertificazioni e poi prima o poi devono arrivare le carte. Io credo che sia necessario avere le carte in mano per poter prima dire le cose e poter dare dei giudizi.
sono delle leggi e delle norme che in questo momento devono essere rispettate. Il certificato ISEE richiede anche questi documenti. Una volta recuperate e definite le pratiche, si va a vedere dove si può agire in maniera da trovare anche delle soluzioni rispetto a dei bisogni specifici. Nel frattempo rischiano di rimanere però senza diritto allo studio certi bambini? No, quello no, non credo proprio. Ecco, dunque avete sentito le dichiarazioni della Presidente Zaia e del Ministro Bussetti in merito alla polemica che si è scatenata nella nostra regione per quanto riguarda il contributo per l'acquisto dei libri da parte delle famiglie straniere in Veneto. Al termine poi della firma gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori hanno incontrato il Ministro per porgli delle domande per quanto riguarda la maturità, visto che ci sono stati dei cambiamenti. Lui ha detto di stare tranquilli, che verranno trovate tutte le soluzioni e gli studenti, insomma in portavoce degli studenti, si sono detti soddisfatti di questa risposta da parte del Ministro. Se non ci sono altre domande, Nicola, da Venezia è tutto. Grazie allora a Ilaria Marchiori, per la parte tecnica a Sandro Ponchio per il collegamento. Adesso torniamo a parlare della questione pedemontana, un'altra polemica di questi giorni. Ieri sera a 20:10, ospite di Ferdinando Avarino, c'era l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti, diciamo a 20:10, che ha parlato della pedemontana, ha detto quella per la pedemontana è solo una battaglia dei 5 Stelle per la sopravvivenza del movimento e non per il bene dei veneti. E poi a Ring c'era invece il consigliere pentastellato Jacopo Berti, e si è parlato ancora di pedemontana. Allora sentiamo due momenti sia di 20:10 che di Ring sul tema caldissimo della pedemontana. Le chat veneziane del Movimento 5 Stelle sono scoppiate e qualcuno ha scritto in chat: se la pedemontana verrà finita il Movimento 5 Stelle sarà morto. Ecco, secondo me è tutto lì, il Movimento 5 Stelle sta facendo una battaglia di principio per la sua sopravvivenza, ma non nell'interesse né del Veneto né dei veneti, questo che sia chiaro. Propongo un tavolo tecnico, lo apriamo in regione, questo non va a bloccare i lavori, non va a bloccare niente, ci mettiamo lì, ci togliamo la spilletta 5 Stelle, Lega, governatore, opposizione. Che costi di meno. Ma l'importante è andare ad aggredire questi costi, andare ad aggredire, come l'abbiamo visto sulle concessioni che erano inique ed erano infatti in deroga rispetto alle direttive europee. Qui stiamo parlando purtroppo di costi e spese che vanno purtroppo a pareggiare quelle concessioni del tutto inique, perché erano state pensate probabilmente nello stesso periodo, dalle stesse persone, io non so cosa. Il passato è passato, pensiamo al futuro. Allora io sono qua a dire, ci mettiamo in gioco per primi noi ad andare a provare a risolvere questo problema. Come ha intenzione di intervenire sulla pedemontana se ne parla, quindi si fa il tavolo. Se la proposta è far saltare l'opera si assumerà la responsabilità qualcun altro. Dice l'assessore De Berti qui seguendoci, con una proposta chiara nessun problema a sedersi al tavolo, ma deve dirmi Berti, Movimento 5 Stelle, come pensa di farlo. Domani in aula ci sarà modo di vedersi di persona e parlarne. Perché fermare un'infrastruttura che a settembre 2020 entrerà in funzione ed è da praticamente 30 anni che se ne parla, 30 anni che il territorio l'aspetta, è pura follia sperare che si fermi. Prova di dialogo forse all'orizzonte, questo tavolo, vedremo gli sviluppi di questa apertura. Adesso la cronaca con un bandito che aveva aggredito un'anziana a Bassano del Grappa è stato rintracciato dai carabinieri. È stato arrestato per la rapina compiuta ai danni di un'anziana in quartiere Firenze a Bassano davanti alla sala gioco Admiral. Peggiora la situazione di Abdelaziz El Abid, 39enne marocchino residente in città, pluripregiudicato, già dietro le sbarre per altri reati. In quell'occasione aveva spinto a terra la donna e le aveva rubato il portamonete, perdendo però il telefono cellulare che aveva permesso ai carabinieri di rintracciarlo. Allora il magrebino era stato denunciato, ma visti i precedenti, la detenzione di stupefacente nella sua abitazione di Marchesane scovata dal cane antidroga, i 3 tentativi di furto aggravato e il furto aggravato tutti in largo Parolini, per cui era già stato arrestato e definito soggetto di provata pericolosità sociale, il giudice ha disposto per lui la reclusione al San Pio X, dove gli è stata notificata l'ordinanza che va ad aggravare la sua posizione. Purtroppo ancora anziani nel mirino dei malviventi, 2 episodi gravi nel veneziano, ce li racconta in diretta telefonica il nostro Tommaso Stoppa. Tommaso.
Buongiorno da Venezia, dove purtroppo si registrano 2 violente aggressioni ad anziani avvenute nei giorni scorsi. La più recente in ordine di tempo risale a domenica a Marghera in via Bottenigo ai danni di un anziano di 90 anni. Il signore stava rientrando a casa quando è stato aggredito da un uomo e una donna, lui descritto come di colore, lei come bianca e con i capelli biondi. Entrambi tra i 25 e i 30 anni, l'hanno scaraventato violentemente a terra a pochi passi dall'ingresso della sua abitazione e gli hanno strappato il portafoglio che conteneva una cifra piuttosto ragguardevole sui 400 euro. La figlia di questo anziano ha assistito alla scena dalla finestra perché si trovava in casa e è andata a guardare attirata dalle urla dell'uomo. Caccia ai rapinatori se ne sta occupando la questura di Venezia. Il giorno prima un altro episodio simile invece in centro storico, una anziana di 73 anni stava rientrando in casa mentre infilava le chiavi nella porta, è stata aggredita da dietro da un uomo non identificato, scaraventata a terra, poi il rapinatore si è preso la borsetta ed è fuggito di corsa. È tutto avvenuto in maniera molto rapida e la donna non è riuscita a dare una descrizione con particolari sul suo aggressore. Questi gli episodi che naturalmente suscitano preoccupazione tra la popolazione. Le forze dell'ordine sono sulle tracce di questi aggressori. Per il momento è tutto. Grazie a Tommaso Stoppa. A Padova ora, dove è stato bloccato l'autore dell'ultima delle tante spaccate che stanno davvero ossessionando purtroppo i commercianti del centro. Aveva gli stessi vestiti usati negli assalti precedenti e arnesi dall'utilizzo inequivocabile come piedi di porco e strumenti di effrazione. I carabinieri di Padova hanno bloccato a 24 ore dall'ultimo colpo al bar Vescovado, 2 passi dal Duomo, e probabilmente proprio mentre ne stava per mettere a segno un altro, un 51enne pregiudicato italiano. L'uomo è stato notato nel cuore della scorsa notte, mentre stazionava a 2 passi da quello che poteva essere il prossimo obiettivo, il bar Pani di via Marsala. Solidi gli elementi in mano agli investigatori dell'Arma, che lo ritengono responsabile non solo del furto in via Vescovado, ma anche di altri analoghi delitti commessi in città, dove nelle ultime ore, nonostante l'arresto del 40enne marocchino la scorsa settimana da parte della polizia, era tornata a crescere la preoccupazione. Sempre in provincia di Padova, un infortunio sul lavoro in un'azienda agricola. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova con l'elisoccorso dopo essere caduto durante il turno di lavoro da circa 3 metri d'altezza. Il ferito è un 42enne originario della Moldavia, residente a Montegrotto Terme. Era impegnato a fissare una tettoia con delle viti in un'azienda agricola di Teolo, quando ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Abano e lo Spisal per effettuare gli accertamenti. Nel Trevigiano adesso con un nuovo episodio di aggressione, di violenza su un autobus. 2 giovani senza biglietto per sfuggire ai controllori creano un parapiglia e violenza appunto tra i passeggeri. Tra i feriti in questo parapiglia anche uno studente 13enne. Parapiglia su un autobus della MOM e a farne le spese è stato un ragazzino di 13 anni che tornava a casa da scuola. La linea è la Treviso-Oderzo, all'altezza di una fermata a Ponte di Piave. 2 giovani di colore, evidentemente senza biglietto, alla vista dei controllori hanno cercato di scendere facendosi largo tra i passeggeri a spintoni e calci. Nel bus, molto affollato a quell'ora, è stato il caos. Per arrivare alla porta i 2 giovani non si sono fatti scrupoli, colpendo a destra e a manca per aprirsi un varco tra i passeggeri. Ad avere la peggio uno studente 13enne che è caduto a terra rimediando una contusione alla gamba. Anche uno dei controllori che ha cercato di bloccare i 2 abusivi è stato colpito con uno schiaffo. Alla fine i 2 giovani senza biglietto sono riusciti a scendere dal mezzo e a scappare. Si tratta di 2 ragazzi già noti, anche se ieri non è stato possibile per i controllori identificarli con nome e cognome. MOM, non appena verrà ultimata la relazione, deciderà il da farsi. Se la famiglia del 13enne deciderà di presentare denuncia, ha commentato il presidente di MOM Giacomo Colladonna, valuteremo le iniziative più opportune per poterli sostenere in tutti i modi possibili.
Ancora dalla Marca, dove fa sempre discutere la vicenda che avevamo raccontato ieri dell'artigiano 58enne che stava tranquillamente passeggiando a Marino di Piave con il cane ed è stato colpito dal pallino di un cacciatore che aveva sparato troppo vicino e che poi è scappato. L'uomo è stato operato ieri all'occhio. Nel frattempo Federcaccia Treviso dà piena solidarietà all'artigiano, alla vittima di questo incidente, e dice: speriamo che le forze dell'ordine trovino presto il responsabile. Non doveva allontanarsi assolutamente, insomma uno chiede aiuto, si soccorre, privo di tutto. Inaccettabile non soccorrere una persona ferita che chiede aiuto, inaccettabile nel 2018 violare semplici norme come il rispetto delle distanze da strade e abitazioni, inaccettabile con simili comportamenti screditare l'intera categoria. Venuto a sapere dell'incidente di Mareno di Piave, Carlo Torresan, storico presidente provinciale di Federcaccia, ha subito impugnato il telefono. Ho chiamato il nostro presidente della sezione comunale di Marino di Piave, ho detto che si avvicini al sindaco e comunichi la nostra estraneità, piena solidarietà, e ci scusiamo anche se non sappiamo chi è, se è della nostra associazione o meno. Comunque sicuramente era un cacciatore e facendo parte di questa categoria ci scusiamo con la persona stessa e invitiamo le forze dell'ordine di trovare questa persona. Un pallino vagante, dice quello che ha raggiunto l'artigiano 58enne Carlo Giubilato. Può succedere, ma se colpisce qualcuno significa che non si è osservata la distanza di legge. Quando facciamo le riunioni gli diciamo: mi raccomando, le distanze, non sparate contro le strade, perché è la cosa principale. Io domenica ero in servizio e ho trovato dei cacciatori che erano vicino alle strade, però avevano il fucile scarico, insomma. Poi ne va di tutti noi cacciatori che frequentiamo le nostre campagne e veniamo, insomma, additati a persone non corrette che in qualche modo vogliono solo ammazzare, invece non è vero. In questo momento siamo sull'orlo del ciclone da parte degli ambientalisti che non vedono l'ora di trovare qualcosa per venire contro la nostra categoria, che non siamo tutti così, insomma. Pochissimi istanti di pubblicità, poi torniamo in studio. Rieccoci in studio in diretta per parlare di Prosecco, perché a giorni saranno annunciati i valori di acquisto delle uve e, secondo indiscrezioni, ci sarebbe il crollo totale delle uve Glera, mentre tiene il valore del Prosecco superiore e della DOCG. Finisce un'era nel mondo del Prosecco, quello dell'espansione indiscriminata, dove molti hanno piantato Glera sperando in un allargamento dei confini di DOCG e DOC. 978 sono gli ettari in più previsti per il Veneto, con una ripartizione di 3 ettari per azienda assegnataria. Poi un definitivo basta, come ha sottolineato il presidente Zaia, affermando che non firmerà più un ettaro da destinare al Prosecco. Questo sta definendo anche i valori della produzione insieme alla qualità delle uve e alla gradazione relativa, e a trasformazione quasi ultimata già circolano le cifre dei compensi ai produttori. Si parla di una forte tenuta del superiore Conegliano Valdobbiadene, valutato 1,60 euro al chilo d'uva, leggermente più bassa di valore la produzione della DOCG Colli Esolani, che si attesterebbe all'1,40 al chilo, mentre la DOC scenderebbe all'1,10 euro. Il vero crollo, per chi ha piantato fuori da questi confini, è con il valore della Glera, non superiore ai 20 centesimi al chilo, rendendo in molti casi antieconomica la raccolta. Ecco perché questa vendemmia sarà considerata di svolta, con produttori già intenzionati a spiantare per altre più redditizie produzioni. Un esempio? Il Pinot tanto bistrattato in questi anni viene trattato a 60 centesimi al chilo, segno che la sbornia per le coltivazioni di Glera pare proprio sia decisamente passata. Ed ora a Padova per parlare di leggi razziali, il racconto di come dovette fuggire con la sua famiglia proprio per sfuggire alle leggi razziali. Vera Vigevani, scrittrice e giornalista, è tornata appunto a Padova per incontrare gli studenti e raccontare la sua storia e anche le sue inquietudini di oggi. Vera Vigevani Jarak ha raccontato la sua storia a 600 studenti nel Palazzo della Ragione. Nata nel 1928, 90 anni fa, è cresciuta a Milano con la sua famiglia ebrea, che nel 1939 si è trasferita in Argentina per sfuggire alle leggi razziali di Mussolini. È una madre di Plaza de Mayo. La figlia Franca Jarak infatti è sparita negli anni della dittatura militare e lei è stata giornalista e scrittrice. È importante ricordare che non è una fuga, è un espatrio. Non è una fuga, noi non siamo fuggiti dall'Italia. L'Italia l'amavamo e non avevamo nessuna voglia di fuggire. Cioè, è un espatrio molto doloroso.
Un incontro con gli studenti che ha suscitato emozioni, curiosità, solidarietà. Una donna dalla forza contagiosa che ha ricevuto il sigillo di Padova dal vice sindaco Arturo Lorenzoni. Bene, posso raccontare e far conoscere, che quello è fondamentale, conoscere la storia in diretta, diciamo, da una che l'ha vissuto. Poi c'è la possibilità di ragionare insieme, siamo nel Palazzo delle Ragioni, di ragionare insieme, di riflettere su cosa si può fare. E ragionando insieme possiamo anche trovare delle coincidenze e io spero che queste coincidenze faranno sì che al momento indicato qualcosa si faccia. Vera Vigevani invita i giovani a reagire in democrazia e con i mezzi che la democrazia dà per unirsi e affrontare i problemi prima che diventino tragedie. Sono preoccupata sia per l'Argentina sia per il resto. In Italia in particolare io seguo più o meno quello che accade in Italia, poi quando vengo mi informano. E penso che ci sono dei rigurgiti, ci sono dei movimenti che saranno piccoli ma che possono diventare grandi. Non essere mai indifferenti quando il prossimo sta male, non essere mai indifferenti quando ci sono dei sintomi e dei prolegomeni di queste tragedie che sono le guerre, le persecuzioni, i razzismi, i genocidi, tutto quello. Se guardi dall'altra parte non serve niente la tua azione, se fai qualcosa unito agli altri sì. Ed ora a Vicenza, dove terra e spazio si incontrano in una 2 giorni dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie. Tutto questo all'interno della Basilica Palladiana. Sarà la Basilica Palladiana a Vicenza, smesse le vesti della mostra dedicata all'architetto Chipperfield, a ospitare la seconda edizione del Space Apps. L'anno scorso si era tenuta all'interno dell'università. Deve essere un contenitore chiaramente antico ma allo stesso tempo anche moderno nell'utilizzo, cioè dobbiamo guardare al futuro, questo è un esempio, e quindi bene le mostre, però anche spazi legati all'azienda, allo sviluppo industriale del territorio, allo sviluppo anche tecnologico. Una 2 giorni dedicata allo sviluppo di nuove tecnologie da parte di giovani e giovanissimi, dove terra e spazio si fondono. I partecipanti non solo dovranno sviluppare tecnologie che potenzialmente possono andare nello spazio, ma dovranno trovare anche delle risposte a delle soluzioni globali che riguardano ad esempio i ghiacci, l'inquinamento, il monitoraggio degli incendi e così via. 200 i ragazzi che già si sono iscritti e che arriveranno in città da tutto il nord Italia e Toscana. Tra i giurati che dovranno selezionare i progetti vincenti anche il primo astronauta italiano, Franco Malerba. Coinvolta anche la pediatria del San Bortolo con i giovani pazienti chiamati a disegnare lo spazio. Un evento che vede anche quest'anno l'importante collaborazione della NASA e del consolato americano. L'anno scorso è stata la prima edizione di NASA Apps Challenge nel nord Italia e a Vicenza ha avuto così tanto successo che abbiamo deciso di estendere il programma e di individuare altri 4 località nel nord Italia usando Vicenza come esempio. L'anno scorso il progetto dell'Istituto Rossi è arrivato in finale a livello internazionale, vedendo poi sperimentato dai Vigili del Fuoco di Roma la loro app, ma intanto il primo cittadino guarda tutti i giovani che potranno conoscere il capoluogo berico. Noi ogni occasione di scoperta di Vicenza fuori dalle nostre mura è un'occasione da sfruttare, in questo caso parliamo di un parterre di giovani e giovanissimi, universitari al massimo, e quindi la volontà è di costruire con questi giovani anche un percorso culturale, avranno l'occasione di vedere le bellezze vicentine e non solo. Ore 13 fra pochissimo, oggi è martedì, giornata dedicata alla salute, allora ci occupiamo oggi di assistenza domiciliare e cure palliative, lo facciamo con la dottoressa Piera Bonato, direttore cure primarie del distretto Pieve di Soligo, la dottoressa Paola Paiusco, direttore delle cure palliative dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Questa sera poi a 20:10 con Ferdinando Varino gli ospiti sono Cinzia Bonan, segretario della CISL Treviso Belluno, e l'imprenditore Giovanni Paccagnan. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Qualche pioggia bagnerà le nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di martedì 16 ottobre. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino, con il cielo che risulterà coperto un po' su tutte le nostre province. Qualche precipitazione potrà interessare tutti i settori, maggiori pause asciutte invece saranno possibili sul bellunese. Temperature in calo con minime tra 13 e 16 gradi.
Valori massimi compresi invece tra 17 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto anche sulla nostra regione, ma il tempo si manterrà in genere asciutto, salvo per isolati e deboli piovaschi che non saranno da escludere sulle aree costiere. Temperature minime tra 14 e 16 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 18 e 21 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori meridionali della nostra regione, ma in genere senza fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece sull'Alto Adige, con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.